Ecco la situazione meteorologica. Prosegue sull'Europa centro-meridionale la fase moderatamente instabile con nuvolosità e possibili rovesci sparsi, ma poi domani è atteso l'arrivo di un sistema frontale più organizzato, con marcato peggioramento soprattutto al mattino sul Levante. Nel pomeriggio leggero miglioramento della situazione con schiarite più consistenti a ponente, cieli da poco nuvoloso a nuvoloso su centro-levante, nuovi rovesci sparsi in serata sullo Spezzino. Venti in rotazione dai quadranti meridionali con mare generalmente molto mosso al largo, temperature stazionarie con valori massimi entro i 20 gradi. Per domani, giovedì 23 novembre, la Limet prevede cielo coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco nel corso della mattinata per il passaggio del sistema frontale, miglioramento nel pomeriggio con schiarite diffuse a ponente, a levante ancora locali residui rovesci con instabilità post-frontale. Attenzione ai venti forti di libeccio, raffiche fino a 80-85 km/h sul Levante. Ne consegue mare molto mosso localmente agitato a ponente, a levante, agitato al largo. Le temperature saranno stazionarie ma con netto calo nel corso della serata e della notte successiva.